Grazie per la linea, amici di Ultimo Stadio. Eccoci qui per questa intervista a caldo con l'attaccante Marino. Marino, allora oggi con il Palermo partita difficile, ma come sempre hai dato il massimo. Sì, ho dato il massimo perché tengo molto a questa maglia e poi sono contentissimo perché il presidente del Palermo mi ha scelto come testimonial ufficiale del loro sponsor, Antica Pasticceria Siciliana. E perché ha scelto proprio te? Perché tengo un fisico rocannuola. Tengo molto a questa maglia che non tradirò mai. Marino, però notizie di mercato, pare che la Juve ti voglia in bianco-nero. La Juve? Sto calzato questa maglia. Scusami Marino, ma prima hai detto che eri attaccato alla maglia del Palermo. Vabbè, la mia unica passione. La passione, vabbè, difatti no, diciamo la verità che la Juve è molto generosa, quando vuole un attaccante non bada a spese. Sì, lo so, la Juve è famosissima questa cosa che non bada a spese, sa cattivatura, guarda linea, arbitro, fa tutto un furfè, insomma. Non tradirò mai questa maglia a cui tengo molto. Sempre che il tuo presidente non voglia cederti al Napoli, perché anche il presidente del Napoli è interessato al tuo cartellino, non so se hai saputo di queste notizie di mercato. Napoli? Sto calzato questa maglietta. Tengo molto ad andare a giocare per il Napoli. Poi che offerte mi hanno fatto? Ma un'offerta, non so se tu hai saputo, hai letto sui giornali per esempio, non so se tu sei disposto per 500.000 euro a cedere i tuoi diritti d'immagine. Immagino che già solo ora vado a fare anche il riscaldamento. Tengo molto a questa maglietta che non tradirò mai. Ma l'hai detto anche per la Juve, Marino, questo non è corretto per i tifosi, per il Palermo, per la Juve. Vabbè, in conclusione, sempre che il tuo presidente non voglia cederti alla Roma, perché anche la Roma è interessato al tuo cartellino. Roma, allora permetti, va un attimo da sarta perché sta maglietta mi va una poco stretta, la cominciava, va che venga. Vabbè, amici di Ultimo Stadio, a voi studio, grazie.